Amici di Sportissili, oggi la cornice del Pala Don Bosco ci ospiterà per questa magnifica partita tra Tremme Calciaceca e Figarazzi. Un saluto dal vostro Marco Genduso. E qui poi le scelte di Mister Calandra non saranno molto semplici perché non è mai facile. Nel frattempo inizia anche la partita con il primo tocco di Pitarresi, amici, e adesso Baucina. La rimessa fosse sua, non per il direttore di gara, poi Baucina da fuori, parata del portiere e poi anche la Baucina sul sinistro, scivolata perfetta di Parisi, ma una gara veramente aperta a tutto e piena di emozioni. Pitarresi in anticipo, regala il pallone, poi Riesi per Presti, Giacomo aveva chiuso il passaggio al secondo palo, era una grandissima idea questa. Poi Presti Giacomo prova ad andare da solo, fermato dalla Rosa insieme ad Amici, è un 3 contro 2, finta di passare, poi Amici! Eccolo il gol del vantaggio, 1-0, Carlo Amici esulta con la presidenza, esulta con i compagni, esultano tutti, 1-0. Pitarresi, palo terrificante, poi Presti Giacomo per il compagno, poi con Minnone si scontrano tra la Rosa, cerca il secondo palo, Calvaro sulle finte, Calvaroso! E 2-0 per il Treme, ma che palla di La Rosa, questo è un assist strabiliante. Crivello va incontro, poi buona qui la palla di Poma che riceve ancora il pallone, Ricotta, non c'è nulla, poi Virruso si autolancia, scarica, sbaglia il passaggio, Crivello e poi ribattuto da Ricotta ancora, poi il palo. Cosa è successo adesso? Incredibile. Va a rientrare Presti Giacomo, c'è il largo Crivello che sta mandando in gol, poi palla imboccata sbagliata, affaticato, può ripartire, c'è la Rosa largo, affaticato, prova ad aprire verso la Rosa, sbaglia perché Virruso forse l'ha messo meglio. Dal dischetto va la targia, battuta potentissima, non può nulla Virruso, forse ci mette le mani, ma non basta, è 2-1. Questo è uno schema, vediamo, Amici, la Rosa, finta, Pitarresi, lascia lì per la Rosa, gol bellissimo, dopo 2 assist trova anche il gol, abbraccio con Pitarresi, 3-1. Presti Giacomo sulla posizione del 6, va verso l'interno, sceglie Presti Giacomo, 1-2, ancora Presti Giacomo, Ricotta intercetta questo pallone, riparte un 2 contro 2, mette dentro per Amici, poker, doppietta, Carlo Amici, 4-1. Ci sono spiragli per calciare, Parisi mette dentro, Presti Giacomo e la chiude lì sul secondo palo, Parisi e fa 4-2. Vediamo. Amici col mancino, infatti molto forte, Messina però risponde. La Rosa imbucata per Ricotta, 1-2 che funziona, palla ancora in mezzo, invece è un gol, 5-2, doppietta per la Rosa, fa tutto benissimo il Trem e si avvicina sempre di più alla vittoria. Le finte, Calvaroso fa tutto solo e lo fa benissimo, 6-2, che giocata. La Rosa per Ricotta vuole il tunnel ma non riesce, poi conclusione con la punta di Parisi, con Calandra che non è contentissimo di questa azione. Virruso va lunghissimo per l'aggancio e poi tocco morbidissimo di Carlo Amici, ma che palla di Virruso, questo è un assist bello e buono, 7-2. Insieme agli Amici i migliori in campo, palla dentro, poi il tocco di Gioeli e poi va bene così perché finisce il match, vince il Tremme Calciaceca che torna a sorridere, lo fa tra le mura amiche con il risultato di 7-2.